Il Museo Archeologico di Agrigento festeggia l'8 marzo con un concerto del duo Rita Capodicasa e Maria Rita Pelletteri, un duo pianistico. Che tipo di musica offrirete agli agrigentini in questo concerto dedicato alle donne? Sì, in realtà noi lo festeggeremo il giorno prima, il 7 marzo, e in occasione di questo festeggiamento dedichiamo a tutte le donne delle composizioni di musica da camera dei grandi compositori che partono dall'Ottocento fino al Novecento. Noi eseguiremo innanzitutto la Fantasia di Schubert, è un brano molto impegnativo che richiede molto studio, molta passione soprattutto nell'intimismo esecutivo che lo contraddistingue. Eseguirà il Capriccio di Glinka, un brano pure tipicamente romantico, ripreso dai temi popolari russi di questo compositore appunto russo. In breve intervallo ci saranno lette delle poesie dedicate alle donne e poi si riprenderà con la musica all'insegna di un secondo tempo tutto squisitamente spagnolo. I temi spagnoli brilleranno nell'esecuzione sempre da parte nostra ovviamente delle danze spagnole di Moscoschi, autore dei primi del Novecento, passando per Manuel de Falla, La Vida Breve, e concludendo con il celeberrimo Libertango di Astor Piazzolla, appositamente rivisitato in una versione nostra specifica per l'occasione, appunto ridotta a quattro mani. Questo duo Capodicasa Pelletteri è un duo già che si esibisce per la seconda volta. La prima volta si era esibito in occasione della celebrazione di Michele Lizzi. Sì, noi abbiamo tanto dedicato il nostro studio, la nostra passione per la musica attraverso la rivisitazione di questo compositore agrigentino tanto dimenticato e che abbiamo avuto l'onore appunto di coltivare e di risvegliarne la memoria. Con l'occasione abbiamo suonato anche in quell'occasione appunto dei brani nostri, sia del compositore Lizzi sia anche a quattro mani, quindi il duo è già collaudato, abbiamo raggiunto un ottimo feeling e speriamo di continuare, che sarà apprezzato dal pubblico agrigentino e non.